Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Scusate per questa mia piccola assenza, ma ho avuto dei piccoli problemi tecnici, nulla di grave, tranquilli. Allora, sono le 6 di mattina, allora non mi ricordo un cazzo. Aspetta, questa è la mappa. Allora, qui abbiamo... Ah sì, ho un vago ricordo. Qui c'è il turbo, molto bene. Dobbiamo andare perché la ricercatrice aveva bisogno di una determinata specie di polipo, mi sembra di ricordare qualcosa del genere, può essere? Sì, ma non mi ricordo. Aspetta, no, vediamo. Ricercatrice, cos'è che voleva? Ah, esemplari. Ah, mi serviva quello là che... Una medusa aurora. Stile di pesca. Aspetta un attimo, forse devo andare a... Devo guardare nell'enciclopedia. La tessa. No, io devo andare. Qua siamo alla spina del diavolo, giusto? Vediamo se vediamo qualcosa. Madonna, quanti dobbiamo prenderne ancora? Abissale, oceanico, ignoto, tutti. Merluzzo. Vediamo se lo troviamo. Questo non c'è, questo è quello superficiale. Di giorno, no, di notte questo si pesca. Scogliere burrascose. Ma dov'è quello che dobbiamo pescare noi, scusa? Ah, è quello qua. Allora, si pesca di notte con la rete, non con le nasse, neanche con la canna. Dunque devo montare la rete in teoria, giusto? Ecco perché non ne vedo un altro simile, sinceramente. Guarda questo qui. No, non è... Comunque ce ne sono tanti, ma tanti che... Ah, qua siamo nel... Mare aperto, no, esotico. Perché qui siamo alla spina del diavolo, giusto? Mi sembra di ricordare che siamo... No, siamo il bacino stellare, qui siamo. Cabina, enciclopedia, bacino stellare. Eccolo qui. Ah, di notte, guarda, proprio il primo. Di notte con la rete si pesca. Sul costiero. Vabbè, dobbiamo rimontare la rete, ho capito. Allora, intanto facciamo una robetta di sto genere. Qua abbiamo qualcosa qui? Probabilmente sì. Oh, qui abbiamo un'aragosta spinosa. Roba nuova. E anche qui abbiamo un altro. Raccogli. Qui abbiamo le aragoste, tante aragoste. E che buone che sono. Qua abbiamo un pezzo che va sempre bene.
Qui abbiamo roba. Ah, un trofeo. No. Va bene, abbiamo capito. E qui abbiamo. Va bene. Andiamo. Torniamo a casa. Sì, enciclopedia, va bene, abbiamo pescato un nuovo. Sì, l'aragosta. Profondità da 5 a 50 metri. Di giorno anche di notte, va bene. Adesso noi dobbiamo andare lì là, giusto? No, è di qua. Ritorniamo dalla nostra amica e dobbiamo rimontare le reti. E le nasse possiamo anche lasciarle al magazzino. Per il momento. Rimontiamo la rete. Allora, mercato del pesce. 320, molto bene. Allora, questa magazzino, 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 magazzino e magazzino. Molto bene, ma la rete... qua ci manca solo questo, che naturalmente non abbiamo, perché ovviamente non abbiamo. Però eccola qui la nostra amica, la rete. Ma questo qui è per il vulcanico costiero, ricordiamocelo. Invece a noi... bacino stellare. A noi serve invece costiero. Ma scusa un attimo. Bacino galleggiante, eccolo qui. Magazzino, ecco, andiamo da qua. Costiero. Ah, vulcanico costiero. No, no, va bene, va bene. Però questo qui mi piacerebbe venderlo. Questo qui invece è solo costiero. Allora io direi di fare una robetta di sto genere. Cantiere. Vorrei rimontare questa qui. No, alla stiva. E la mettiamo al posto di... questa bisogna... aspetta. Vulcanico superficiale. Sì, potremmo staccare questa, però disinstalla. Bene. Magazzino e mettiamo su questa qui. Montiamo questo. Molto bene. Cos'è che possiamo fare dopo? Abbiamo un po' di soldi. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo comprare. No, non no, c'è questa qui che è costiero superficiale. Potremmo vendere quella roba lì. No, no. 3 giorni, questa qui ne dura 2, 12, è più grande qua. Un magazzino, ma allora questa qui è costiero, questo è solo costiero.
Potremmo anche venderla tranquillamente. Vendi, sì sì, vendiamo. Questo che cos'è? Non si sa. Boh, no. Vulcanico costiero. Invece questo qui è costiero, no, dobbiamo tenerla quella lì. Questo qui è qualche missione secondaria che non me lo ricordo. Questo qui invece, oh, questo qui è oceanico. Niente, lo tengo ancora. Però ti vendo questo qui perché non so cosa farmene. Allora, io direi di andiamo fuori. Vediamo se mi ricordo. Allora, no. Facciamoci un giretto. Vediamo se troviamo qualcosa di no, quello lì non è interessante. Ci serve quel coso là. Appena in tempo l'ho visto. Oh, abbiamo preso qualcosa. Solito polipo, va bene, dai. Sempre comodo anche quello. Questo qua posso metterlo al magazzino? No. Devo essere fermo per forza. Aspetta, dov'è che stiamo? Oh, vabbè, sì, altri pesciolini. Ah, qui siamo dalla raccogli. Granchio grovigliato. Raccogli. Ricercatrice, vediamo se ho preso. No, manco per il cazzo, come sempre. Allora, questa la mettiamo intanto. Non si può metterlo? Non si può metterlo nella stiva? Niente, allora. Facciamo la ricerca. Ma perché queste non mi lasciano? Non ho capito. Facciamo questo, si può? Sì. No, servono tutte le reti. Rete, strascico, filtraggio, mangrove superficiale. Adesso ci manca questo. Faremo quello, quello vuoi che ti dica io? Io farei un bel riposino intanto. No, abissale, no. Giusta la strada? No, è sbagliata, io devo andare qui. Comunque devo girare per di qua. No, quindi da pezzi di legno e basta, mi servono
3 motori mi servono, ma li troveremo da un'altra parte. Intanto vediamo cosa abbiamo preso. Oh, mercato del pesce. Allora, qua vendiamo tutto. Molto bene. Questa la mettiamo a magazzino e questa a magazzino. Rete, come rete 0? A me serve questa, si pesca di notte, solo con la rete. Bacino stellare. Dobbiamo andare via di notte qua allora. E giù di reti. Facciamo una roba di sto genere. Riposa e mi sveglio di notte, giriamo tutta la notte. Bene. Giriamo prima o dopo una, non è che sono queste per caso, vero? No. Oh, l'abbiamo pescata finalmente. Raccogli. Magazzino. Bene. Riposa, sono quei 4-5 ore più o meno. Bene, si parte dai. Cabina, no, mappa, enciclopedia. Molto bene, adesso andiamo dalla nostra amica. No, aspetta, Rete. Raccogli. Ricercatrice. Oh, sì, abbiamo quel pezzo che... Quel pesciolone... No. Rete, no. Ce l'ho. Magazzino. Questo va alla stiva. Molto bene. No. Ricercatrice. Guarda. Oh, grazie, dovresti aver catturato degli esemplari superficiali che avevo bisogno, ma avrei bisogno di altri esemplari che vivono in profondità, ma potrebbe essere un problema. Perché un problema? Ho sviluppato un dispositivo per recuperare il campione in zona abissale, l'ho fatto nell'altro avamposto di ricerca prima dell'attacco. So come tenere a bada la creatura abbastanza a lungo per raccogliere di quei campioni, ma mentre io ci lavoro ho bisogno che tu recuperi pezzi di prototipo. Nel giorno fossi in te mi aggingerei. Dovrei sfogliare di notte, cioè.
c'erano mica altre domande. Ricercatrice, no? Sì, ma sì, ma non ho capito. Non è che abbia capito tanto, sinceramente. Perché se noi andiamo anche qua, attività, recuperare tutti i campioni che ho bisogno, devo recuperare i pezzi del prototipo che la cicatrice ha abbandonato quando fugge dal vecchio avamposto di ricerca. Dunque dobbiamo ritornare qui allora, la stazione di ricerca. Se non ho capito mai qua, cosa c'è qua? Abissali, niente. Dovrebbe essere qui in teoria allora. Laboratorio. Diroccato attrezzature articoli scientifici sono disseminati ovunque. Ma dentro non c'è più nulla. Pezzi prototipo, ispezione pavimento. Basta. Ritorniamo dalla nostra ricercatrice che è per di là. Ricercatrice. Ottimo assemblo, dispositivo che ti servirà. Dovrebbe permettere di catturare esemplari negli abissi più profondi. È un po' lento, ma potresti riuscire ad apportare qualche miglioria. Ah. Ma devo... Intanto lo metto al magazzino. Allora, rispetto a questa macchina repulsiva, la macchina emette una luce brillante, un segnale acuto che dovrebbe impedire alle creature di attaccare. Potrebbero farla infuriare, non saprei. No, stessa roba. Connettiti al generatore dell'avamposto di ricerca. Dovrai tornare a riattivarla a distanza tra qualche ora, ma a parte questo dettaglio è completamente automatizzata. Bene, dai un'occhiata all'elenco dei campioni. Ricorda di installare e riattivare la macchina. E attivare la macchina. Prima di provare a raccogliere... Ma guarda. I campioni inoltre potresti dover portare delle migliorie e attrezzatura di cui ti ho dotato per riuscire a pescare certi esemplari. Beh, sto qua sono sicuro che vive negli abissi, e anche questo qua, perché sono specie che ho già visto. Tutti quanti abissali. Ah, questo qua invece è adopelagico e anche questo probabilmente, esatto. Tutti quelli a pesca comunque. Allora, vediamo. Adopelagico. Questo qui era adopelagico, non ricordo. No. Questo ero sempre questo qui allora. No, vulcanico questo. Intanto io direi di andare a
di ritornare qui, alla stazione di ricerca. Ci sto capendo ma poco, ve lo dico, perché non è che abbia capito molto cosa dovrei fare, dico la verità. Dobbiamo andare qua, vabbè. Qua fin qua ho capito che parlava di un generatore. Esatto, il generatore, le macchine repulsiva ricercatrice, perfetto. Allora c'è questo qui che va messo qua. E fin qua ci siamo. Ah. Perfetto. Attivare la macchina. Sì. Questa me dovrebbe tenere a bada che almeno per un po' di tempo. Però noi beh, intanto abbiamo la ricerca che oh, lenza infinita, mi sa che ci serve questo adesso. Dunque adesso dobbiamo ritornare qui, far di qua, giusto? Sempre dritto. Montare i nuovi pezzi. Ecco perché non ci lasciava sbloccarla. Dovevamo ancora sbloccare. Mercato del pesce. A rete, va bene. Vendi tutto. Perché io devo montare, no, cantiere. Io direi, beh, ripariamo, va bene. Dopo facciamo disinstalla e mettiamo a magazzino. E devo montare sta roba qua, giusto? Credo. È quello che ci serve per dove dobbiamo pescare la roba praticamente. E nient'altro mi sa, perché questa qui pesca un po' dappertutto. Costiero speciale vulcanico, ci manca l'abissale, l'oceano, no, ci manca l'oceanico, ci manca. Questo qui, ma io ce l'ho già a magazzino. Quella qui è oceanico, esatto. Aspetta, voglio vedere un'altra cosa nel cantiere. Ah, abbiamo no, li compro, anche se costano un rimborso. Questo compra, molto bene. Ricerca, molto bene. Cos'è questo qui? Ah, questo è il mulinello profondo. Siamo messi abbastanza bene comunque. Io direi però di fare i motori adesso. Io direi di fare questo, ce ne servono 5. Facciamo anche presto averle, volendo basterebbe comprarle, se non le troviamo. Allora,
Vediamo se troviamo da pescare qui in zona. Qui c'è da pescare. Cos'è qua? Peschiamo. Inizia a pescare. Un pesciolone nuovo. Anguilla pellicano. Va bene. Ah, qui. Uno dei tanti pesci che ci ha richiesto la signorina. Ah. Non adesso. No, intanto mi riposo. Li porto. Anzi, sai che ti dico? No, lo riattivo dopo. Adesso dobbiamo andare dalla... no, sempre dritto, esatto. Questo qui non so cosa sia, non so neanche se l'ho mai pescato. Sì, l'ho pescato. Ma probabilmente devo andare proprio in mezzo e in pieno giorno anche qua ci sono pezzi. Qua posso andare o... no, mi sa che si innervosisce. Infatti. No, là in mezzo fammi vedere cosa ho perso. Beh, niente di importante, niente di non riparabile. Qua ci siamo solo i soliti pezzi di legno, non mi interessa. Qua posso pescare? Adesso? Oh! Un altro che ci serviva. Abissale. Uno spettacolo di pesce. Proprio così, quanto vale anche tra le altre, non penso moltissimo, anche perché sono brutti come la morte, cioè proprio. Ricercatrice. Sì, ma guarda, ho già qualcosina per te. Allora abbiamo questo qui di sicuro. E fin qua ci siamo. Poi abbiamo questo. E basta, perché questi mi sa che sto qua è solo di notte. Anfipode gigante. Ah, questo qui è 2 aberrazioni. Allora adesso andiamo dalla nostra amica che vendiamo quel poco che c'è rimasto di... no, aspetta, posso andare per di qua anche.
Poi andiamo, riposiamo e andiamo a... qua cos'è? Nave. Andiamo a riattivare il generatore. E siccome quelli vengono fuori solo di notte. Mercato del pesce. Perfetto. Vendi tutto. Questo qui invece lo metto a magazzino. Molto bene. Cantiere, sì, mettiamo 60, va bene. E andiamo, aspetta, adesso per andare, sempre è un triangolo proprio, cioè. Comunque dobbiamo andare in mezzo, cioè c'è poco da fare. Cioè, la parte più pericolosa è in mezzo, dove dobbiamo andare noi praticamente. E lo facciamo. Riposa. Buon, perfetto. Generatore. Sì. Bene, perfetto. Che qua no, dobbiamo andare proprio in mezzo, quello è il punto, quelle parti più profonde se le troviamo ovviamente, perché devo dare se le troviamo, tipo qua, sì, è quello qui, guarda, uno è questo che dobbiamo pescare e dopo c'è l'altro che mi sa che è ancora più in centro. Non so quanto possono valere, ma chi se ne frega. Lo facciamo per la scienza. Una reliquia. No, questo no. Forse qui? No, non è neanche qui. Qui sono pezzi di legno, no, un tesoro, non importa. Va bene anche questo. Tutto fa mucchio. Ma trovo quel pesciolone. Vabbè. Non è molto, però meglio di niente. Ce ne sono però, esaurita. Allora adesso andiamo dalla nostra... No, cacchio andiamo. Scappiamo via adesso. Adesso dovremmo andare alla fortezza che gli diamo il pesce che gli uno intanto, l'altro devo vedere come prenderlo, se di giorno, se di notte. Penso di notte, perché non sono pesci che amano la luce, per quello che ne so io almeno. Che magari non sbagliamo anche posto da metterlo, può essere anche quello. Ricercatrice, molto bene. Sì. Allora ti do questo qui intanto. E poi c'è questo qui. Rana pescatrice. Allora, intanto cabina, enciclopedia.
aspetta, cos'era? Bacino stellare. Vediamo se lo trovo. No, non è quello lì, è un altro che ci assomiglia. Non è neanche questo. Neanche questo, neanche questo, neanche questo. Questo no. Ma esiste almeno? O cosa? Oceanico, no. Abissale. No. Abissale. Beh, se ce l'ha chiesto deve essere lì in zona per forza. Allora, ritorniamo. Che non mi ricordo. Ah, sempre dritto, la stazione di ricerca. E poi andiamo fuori. Però mi sa che, ripeto, che è una roba notturna, non è una cosa da giorno, ecco, per capirci. No, no, aspetta, dovremmo andare prima. Dobbiamo vendere il pesce, perché sennò diventa marcio. Allora, mercato del pesce. Vendiamo tutto, 300, perfetto. Questo mettiamo a magazzino e questo lo mettiamo a magazzino. Molto bene. Scrivetemi nei commenti se sapete dove vanno quelle roba lì, perché ho il magazzino pieno. Cioè, vedete, è pieno, super pieno, non ci sta più niente. Non so neanche se si possono venderle, non... Ah, ci sarebbe questo, vero? Abissale. Aspetta, facciamo una ripetizione. Cantiere. Perché adesso devo fare solo abissale. Non ho spazio, cioè. Vabbè che potrei anche venderlo, però... Però devo mettere... alla stiva. Ah, ma posso metterlo qui. Ah, che stupido. Vabbè, come acquista 5,40? Ah, me la fa... no, ma che bastardi. Va bene. Mi ha fatto... va bene, non importa. Cos'è che volevo fare io? Niente, dobbiamo andare via di notte. Anche se sono le 5 del mattino. No, adesso dobbiamo andare alla stazione di ricerca. Mi riposo, perché devo riposarmi, cioè, per forza di cose. No, il generatore no, non adesso, no, prima mi riposo. Sì, dai, mi sveglio adesso. Generatore, peschiamo tutta la notte.
Sì. Sì, ma dov'è che si pesca sta roba? No, non è questo. Cioè, è abissale. Potrebbe essere anche fuori, però. Cioè, potrebbe essere anche non solo qua in mezzo, ma potrebbe essere anche qua, intorno. Potrebbe essere tranquillamente. Proviamo. Magari è qui, che è più profondo. Costiero, no? Un altro questo, abissale, ma non è quello che sto cercando io. Ah. Non è il massimo, ma meglio di niente. Qui c'è qua. Oh, eccolo! Finalmente l'ho trovato. Quanti possiamo pescarne? Bene. Ce ne sta ancora. Perfetto. Allora, ritorniamo. Anzi, andiamo direttamente dalla nostra amica lì. Andiamo all'ultimo pesciolone. E dopo abbiamo finito con lei. Spero, in teoria. Dovrebbe essere così. Avevo ragione che bisognava pescarlo di notte. Ti do l'ultimo pesciolino qua. Così. Ho notizia buona o cattiva? Quale vuoi sentire? Noi facciamo la buona. Cosa causa la normalità dell'ecosistema? La mattina dice che i campioni che ha accolto nel bacino presentano un numero pericolosamente elevato di mutazioni cellulari. Questi elementi indicano che la creatura che vive nel bacino è nociva agli esseri viventi a livello cellulare, danneggia tutto ciò che la circonda in modo passivo o forse intenzionale. Devo redigere immediatamente il rapporto sulle mie scoperte, scusa, le nostre scoperte, forse mi prenderanno sul serio. Oh, ma che maleducata, mi hai fatto tutto questo per me, non ho un granché da offrirti come ringraziamento. Magari tieni questo. Un piano, un libro, va bene, il piano per il futuro. L'ho scritto durante i miei studi e pensavo che ti sarà utile. Grazie ancora per il tuo aiuto, se vuoi un consiglio evita quelle aree, il bacino non sembra tanto sicuro. Ma, direi, cabina. Intanto leggiamo l'enciclopedia, sì. Allora, mogliamo gli ormeggi, andiamo dalla... Aspetta, non mi ricordo mai dov'è. Sì, giusto, per di qui. Vendo delle robe e poi vi saluto. Probabilmente dobbiamo fare altro.
Dobbiamo cercare bene, perché adesso abbiamo delle attrezzature che possiamo andare anche nelle parti più profonde. Allora, mercato del pesce. Quanto costa sta roba qua? 50. Questo invece vale 50 e questo vale 18. Va bene, ci siamo riguadagnati praticamente quasi completamente tutto quanto. Allora io signori, facciamo una cosa di... mi fermo qui, riposo fino all'alba e poi vi saluto. Intanto ci leggeremo anche quel bellissimo libro che ci ha dato la ricercatrice. Allora ragazzi, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie canale. Se avete qualche, come si dice, se avete qualche serie che volete che porti, qualche gioco in particolare, scrivetemelo nei commenti, che se magari io o posso procurarmeli, ve li porto più che volentieri, ecco. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.